iniziative di solidarietà in favore del popolo ucraino, l'Ateneo di Cagliari ha previsto lo stanziamento di borse per studenti e staff universitario in fuga dalla guerra e ieri invece sono scesi in campo anche i motociclisti. Sentiamo Gaia Rau. Una passeggiata tra motori roboanti e poi un aperitivo sul mare, fra cocktail e buona musica. A scendere in piazza per il popolo ucraino sono questa volta gli appassionati di due ruote, che ieri hanno partecipato a una giornata benefica organizzata da Caffè Racer Moto Club e Me Caffè Garage. Un appuntamento di festa con l'obiettivo di raccogliere donazioni a favore di ANAS, l'Associazione Nazionale di Azione Sociale, impegnata sin da fine febbraio con carovane di solidarietà nel paese in guerra e in questi giorni attiva con i suoi volontari nelle città di Kramatorsk e Dnipro. Il prossimo viaggio è previsto per giovedì, in partenza 2 van, un'ambulanza e un tir colmo di medicinali da distribuire negli ospedali ucraini ormai interamente militarizzati. Chi vorrà contribuire ha tempo fino a domani per portare nella sede del dopolavoro ferroviario in viale La Playa 23 a Cagliari farmaci antibiotici, anestetici, disinfettanti e bende per ustioni. Obiettivo del convoglio è anche far arrivare in Italia persone malate o rimaste ferite in guerra. In campo per l'Ucraina anche l'Università di Cagliari, che ha previsto 10 borse di studio biennali destinate a studentesse e studenti in fuga dal conflitto, oltre a borse di mobilità per studenti e staff universitario all'interno del progetto Erasmus.